Cari telespettatori, rieccoci insieme come ogni venerdì ad affrontare i temi riguardanti le pensioni, temi scottanti perché non si addiviene a un quid significativo della situazione. Quindi con Rosanna Bettella, grazie, ben ritornata qui con noi, della SPCGIL, e Daniele Tronco, segretario organizzativo sempre SPCGIL del Veneto, vediamo un po' di fare la situazione, fare il punto della situazione. Una situazione difficile, ogni giorno, anche quest'oggi escono articoli a tutta pagina sui giornali, cercando di spiegare, poi le cose si cambiano, insomma alla fine le persone non capiscono nulla, ci sembrano che le categorie che in qualche modo avrebbero uno sgravio sull'età da 11 siano passate a 15, che lavori usuranti, però poi bisogna aver fatto 7 anni consecutivi di questi lavori usuranti, poi insomma ci sono tanti poi, tanti punti di domanda, tante questioni irrisolte e tanta insoddisfazione da parte dei pensionati pensionandi, diciamo così, perché sono qua le persone che aspettano di poter andare in pensione o non vedono mai la fine perché dicono c'è sempre un protrarre in là. Il tutto naturalmente alle spalle di chi non è che guadagni poi così bene, qui stiamo parlando sempre di categorie che sono lì in bilico. Allora, chi di voi incomincia a raccontarci un po' il punto della situazione, anche a livello nazionale, se riusciamo a fare un po' un quadro complessivo allo stato attuale, perché poi cambia tutto di giorno in giorno, no? Sì, non è... buongiorno a tutti intanto. Sì, siamo in una fase un po' delicata, cioè il confronto, come abbiamo visto, si è concluso senza una sottoscrizione di un verbale. Che voi invece speravate su questo? Abbiamo preso atto delle posizioni che il governo adesso porterà in Parlamento, hanno iniziato proprio ieri la discussione parlamentare. Diciamo che tra le 3 organizzazioni sindacali abbiamo espresso però un giudizio diversificato, mentre la CISL sostanzialmente ha espresso un giudizio positivo, la UIL esprime un giudizio negativo, ma ritenendo non ottenibile di più dal confronto, e la CGIL che ha espresso un giudizio sostanzialmente negativo perché non si è diciamo raggiunto non si sono raggiunti quegli obiettivi che noi pensavamo indispensabili in questa fase del confronto. In buona sostanza noi avevamo chiesto, tra le altre cose, insomma, ma la cosa più significativa era di fissare un break, una sospensione del meccanismo di innalzamento automatico dell'età, anche perché c'era tutto il tempo prima che scattasse il meccanismo, perché come i telespettatori sanno benissimo, se non si blocca questo meccanismo noi avremo un incremento di 3 mesi del periodo necessario per avere la pensione di vecchiaia, che passerà dai 66 anni e 7 mesi ai 67 anni, ma nel corso dell'anno prossimo. Quindi secondo noi c'era tutto il tempo per fare una valutazione di merito, perché noi riteniamo che sia profondamente ingiusto che ci sia un trattamento uguale per tutti a prescindere dall'attività lavorativa che ognuno svolge. Non si può mettere nello stesso piano il lavoratore edile che deve andare nelle impalcature e che ovviamente a 67 anni di età questa cosa è abbastanza difficile, con magari un impiegato che per carità sicuramente ha anche lui i suoi problemi, ma che non sono sicuramente nella stessa condizione. Quindi volevamo fare un ragionamento e il governo ci ha avanzato una proposta di alzare il numero delle categorie che avranno una deroga, portandole a 15 categorie, ma che sostanzialmente coinvolgerà circa 15.000 lavoratori in tutta Italia. Esatto. 14.600 persone.
Questo è stato detto nella commissione ieri, dove è stato presentato il progetto. Voi capite bene che con questi numeri noi non risolviamo il problema di molti lavoratori. Ecco, da notare che nel frattempo le imprese mettono in mobilità i lavoratori più anziani perché non sono più compatibili con l'attività lavorativa, e quindi ci troviamo in una condizione, per dirla proprio tutta, che di un'emergenza sociale infinita, perché di fatto si producono situazioni dove la gente è senza reddito e senza possibilità di andare in pensione. Ecco, poi c'è anche un aspetto legato al numero di anni necessari per raggiungere. I famosi 7 anni consecutivi. A parte questo, ma poi si propone di alzare, fare 30 anni, da passare dai 20 ai 30 anni, che questo provvedimento, se dovesse essere fatto, noi auspichiamo veramente che non sia così, perché vorrebbe dire che molti lavoratori, soprattutto diciamo andando indietro nelle classi d'età, si troverebbero nella condizione di avere più difficoltà a maturare 30 anni di lavoro, passare da 10 a 30 anni, da 20 a 30 anni. Ci sembra una cosa non giusta. Quindi abbiamo proclamato una manifestazione, anzi 5 manifestazioni in tutta Italia, e il Nord confluirà a Torino il 2 dicembre per dire a vari soggetti che sono interessati, a questo punto il Parlamento, dove ci sarà la discussione, quali sono le nostre proposte per vedere di entrare nel merito e cercare di cambiare, diciamo, di introdurre qualche elemento di modifica che raccolga, diciamo, operazioni di buon senso, nulla di che. Ieri noi abbiamo fatto un'iniziativa a Venezia. Chiedo un attimo se dalla regia abbiamo le locandine relativamente alle manifestazioni, magari le possiamo anche mettere in onda. Ieri abbiamo fatto un'iniziativa a Venezia con circa 500 pensionati e c'era l'onorevole Damiano, che lui sta nella Commissione Lavoro del Parlamento, che ci ha garantito, diciamo, un intervento, un'azione da parte dei gruppi parlamentari al fine di arrivare, diciamo, a degli elementi, a dei provvedimenti che siano, diciamo, in linea con quanto noi sosteniamo, insomma. Che cosa ha detto in modo... No, per esempio questa di trovare degli elementi per allargare la platea, per esempio, dei lavori gravosi, e che poi si collega anche alla platea dell'Ape Social, perché è collegata alla questione, perché è evidente che noi dobbiamo consentire a talune figure lavorative che rientrano nella platea degli Ape Social, perché poi sono quei lavoratori che vengono espulsi dal mercato del lavoro, hanno più di 63 anni, hanno una situazione che per alcuni versi, come abbiamo detto anche l'altra volta, è paradossale. Insomma, ci sono alcuni aspetti di quel provvedimento che vanno corretti, perché altrimenti, come è successo anche noi in Veneto, tra le domande presentate abbiamo respinte domande di lavoratori che hanno magari fatto una giornata di lavoro con un trattamento, ovviamente non da contratto indeterminato, ma un trattamento regolare, perché onesti, non sono andati nel mercato nero, eccetera, e hanno interrotto il periodo di disoccupazione, e quindi la domanda gli è stata respinta. Cioè, cose di questo genere abbiamo oggi nel nostro paese. Dopo vediamo appunto di sentire anche dei contributi, interviste che abbiamo realizzato in questa occasione appunto ieri, ma le vediamo dopo, così riprendiamo un filo del discorso. Io voglio fare un po' l'osservazione che è stata riportata. Costo stimato 385 milioni fino
fino al 2021, questo ampliamento della platea delle persone che avrebbero uno slittamento di qualche mese, 9,4 milioni di euro effetti negativi sulla finanza pubblica, 121,9 milioni di euro fino al 2019. Questo poi accentua la spada di Damocle che l'Europa ci ha posto sulla testa per quanto un'eventuale manovrina di questa primavera, intimandoci che se il governo tocca le pensioni arriva la battostona, perché l'Europa dice assolutamente no. È una considerazione abbastanza pesante quello che è stata fatta. Poi quando si portano questi conti alla mano all'Europa, che sembra che governi anche i destini, anzi governi i destini interni degli stati e delle persone, non è proprio il massimo. No, qui c'è un atteggiamento dell'Europa molto miope che abbiamo già ripreso molte volte, no? Cioè, io penso che noi dovremmo come dire, tentare di ribaltare questo meccanismo, perché se noi non diciamo modifichiamo questo atteggiamento ultra rigorista dell'Europa, noi finiamo che risolviamo il problema con la morte definitiva, cioè che non è chiaramente la soluzione dei problemi, perché noi pensiamo che bisogna guarire, non ammazzare l'ammalato, e quindi diciamo che atteggiamenti di questa natura non aiutano certo, diciamo, la discussione. E quindi i vincoli che ci sono stati messi vanno letti in modo, diciamo, anche abbastanza intelligentemente, perché, ripeto, noi stiamo parlando di una situazione che produrrà un dramma sociale al quale dovremmo dare delle risposte che avranno dei costi. Cioè, io voglio ricordare che molti dei provvedimenti del governo sono stati sovrastimati dalla Ragioneria dello Stato, quindi adesso quei numeri che lei ha letto adesso sono numeri che vengono dalla Ragioneria dello Stato. Sì, sì. Ma bisogna sapere che noi anche nel recente passato la Ragioneria ha stimato 6-7 volte l'effetto economico di alcuni provvedimenti che poi nella pratica concretezza. L'esempio dell'app social è un esempio clamoroso, perché adesso si è modificato un po' perché si sono accorti che era, ma se io presento 100 domande e me ne respingi 95 e me ne accetti 5% solo delle domande sulla base di un atteggiamento che l'amministrazione ha determinato autonomamente, è chiaro che lì a quel punto tu prevedi di spendere 100, poi spendi 5. Adesso si è un po' modificata perché ovviamente si è capito che con quell'atteggiamento lì l'app social finiva la sua funzione, che ricordo che è stato un grande risultato che il sindacato ha portato a casa nella trattativa dell'anno scorso, nell'accordo dell'anno scorso. Poi mi rendo conto che c'è qualcuno che mette, diciamo, lo zampino, che mette il blocco. Ovviamente c'è il tema, poi insomma, per non dire che in Europa noi abbiamo un sistema previdenziale che è stato, per effetto di varie riforme, si è molto accentuato. Cioè noi abbiamo una situazione, per esempio abbiamo già anticipato una cosa che in Germania avverrà fra 10, 15, 20 anni addirittura. Ecco, esatto, però proprio per dare un po' una risposta anche ai nostri telespettatori, ci è arrivato anche prima un messaggio che commenta il discorso dell'Europa, non è che sono così filo-europeisti. Voi avete anche una rappresentanza europea come pensionati, no? Sì, certo. E cosa ne pensano della nostra situazione? Cioè, come ci si rapporta con la nostra situazione, con la situazione dei pensionati rispetto agli altri paesi dell'Europa? Cioè, almeno dovrebbe esserci un'omogeneità, visto che c'è su altri fronti, anche su questo. Siamo proprio in una situazione di disparità totale. Beh, noi abbiamo, attraverso la FERPA, che è l'Organizzazione dei Pensionati Europei, abbiamo fatto recentemente a Roma un convegno, l'assemblea di metà mandato
di tutti i delegati dei sindacati europei dei pensionati, dove sono state avanzate delle proposte anche in relazione alla Carta dei diritti del pensionato in Europa, perché bisogna dire che in Europa la situazione dei pensionati è molto molto diversificata, esatto, molto e ci sono leggi e trattamenti anche per effetto dell'allargamento della comunità europea che vedono, diciamo, cioè basti pensare che ai nostri confini abbiamo tutta l'area dell'est Europa, dove abbiamo ancora trattamenti pensionistici del tutto insufficienti, ma però lì c'è un passato diverso, insomma, sì, certamente. Diciamo che c'è una situazione, diciamo così, dove c'è Francia, Germania, insomma sono situazioni diverse, migliori rispetto alle nostre, insomma. Sì, soprattutto sono migliori da un punto di vista fiscale. Fiscale. Questo è un tema per i pensionati molto importante. In Italia le pensioni sono quelle maggiormente tassate. Cioè siamo tassati di più dei lavoratori attivi sulla base dell'idea che noi non produciamo reddito, mentre il lavoratore attivo, faccio banalmente notare che tutta l'attività di welfare sociale che facciamo, perché i pensionati oggi di fatto in molte aree del paese sono il vero ammortizzatore sociale, perché curano i nipoti, curano i figli, curano situazioni familiari, e quello è produzione di reddito, quindi è del tutto così fantasioso dire che ai pensionati vanno applicate delle aliquote fiscali ben più pesanti dei lavoratori attivi, che non esiste. Cioè, adesso basta dire che in Germania per le pensioni medie e medio-basse abbiamo una soglia del 4%, cioè diciamo che noi siamo... Infatti fuori limiti. Torniamo a parlare di questo, andiamo in pubblicità prima, pochi secondi, tra poco. Il tema delle donne.